Siamo rimasti quindi con cavallo in C2 del bianco. Donna D7. Donna D7 va a controllare meglio le case, le diagonali bianche. Cavallo E3. È davvero curioso come notare che siamo arrivati alla 14ª mossa e del bianco non ha ancora mosso i pedoni D e E che la teoria considera i più importanti. A questo punto, dopo cavallo E3, segue alfiere E6. Ovviamente andava bene anche alfiere H3, alfiere E6, D3, cercando un appoggio sulle case C4 ed E4, per i cavalli ovviamente. Cavallo D4, avamposto fortissimo di cavallo e da lì non si schioda più. Donna D2, torre A va in D8 andando ad attaccare praticamente la donna a raggi X. Cavallo C3 con lo scopo di andare in E4 e ora cavallo B4. L'attacco del nero si fa veramente fortissimo. Ora, che cosa c'è che non va? Se per esempio l'unico modo che dice Botvinnik per tenere ancora viva la posizione del bianco, che ormai è una posizione persa, era quella di azzardare la spinta F4, andando così a giocare cavallo per A2, cavallo per A2 e qui c'è questa bella mossa, donna di 1, cavallo per torre e cavallo per cavallo, e la posizione in qualche modo si poteva ancora tenere con la spinta F4, ma il bianco giocò passivamente con alfiere A1 e la posizione ormai è praticamente andata. Cavallo C4, il bianco non si rende, diciamo, ancora conto di quello che dovrà arrivare fra poco. Torre in F va in D1, andando a sostenere la donna, ma in ogni modo se attacca prima il nero, la donna avversaria, dopo lo scambio vince il nero, insomma. B5, il bianco comincia a perdere molto terreno, cavallo B2 e questo alfiere è cieco. E4. La continuazione D per E4 non va bene poiché segue cavallo F3 scacco e il nero va in vantaggio della qualità. Perciò il bianco vide questa continuazione e giocò E3. Cavallo F3 comunque, poiché dopo il cambio segue questo bellissimo pedone incastrato nei pedoni avversari che il bianco non riuscirà a tirare via nemmeno a martellate. Cavallo F6, pedone F6, donna E1, togliendosi da questa forte colonna, torre C8, praticamente il nero ha intenzione di aprire la colonna C. D4, così facendo il bianco va a facilitare il compito del nero, C per D, E per D, alfiere G5 attaccando la torre che a quanto pare non ha mosse valide dove andare, D5, il nero mantiene i nervi saldi e aspetta di attaccare, prima si ritira in F7, A3 e ora qui la disfatta più totale. Torre in F va in E8 minacciando la regina, unica casa disponibile è quella in F1, alfiere per C1, torre per C1, cavallo per D5, ora il nero incomincia a vedere i frutti, quindi comincia a raccogliere tutto ciò che ha seminato, cavallo D3, cavallo per C3, alfiere per C3, alfiere per B3, cavallo F4, alfiere C4 e a questo punto il bianco giustamente direi abbandona, anche perché
non ha molte, non ha molte possibilità.